Dal ti sparo in bocca fino al video per raggiungere casa sua a San Vendimiano, per la prima volta Zaia rivela le minacce dei Novax nei suoi confronti, decine di querele presentate, attacchi pericolosi considerati come critica politica. Allo sfogo la legge va rivista. Non solo la gestione dei Green Pass nella Marca, la scuola al via con il problema di centinaia di insegnanti che hanno rinunciato all'assegnazione della cattedra, una piaga ogni anno, il disappunto della dirigente Sardella. Nel frattempo oggi un gruppo di insegnanti contrari al Green Pass ha consegnato proprio alla dirigente Sardella una lettera per chiedere una alternativa ai certificati. Intanto c'è chi ha già aperto le aule al Max Planck di Villorba, campanella stamane per le prime classi, quasi 350 ragazzi accolti da docenti e tutor. Incendi in un ricovero attrezzi a Casiera, 80enne ustionato, l'intervento dei vigili del fuoco, messa in sicurezza una bombola GPL. Neopatentato ubriaco tenta di investire un poliziotto durante un controllo sulla Ponte Bana e ne nasce un inseguimento che si conclude a Casieri, il giovane denunciato. Le sono vicino e mi chiami quando ne ha bisogno, queste tragedie non devono più accadere. La telefonata del capo dello Stato alla mamma del giovane di Montebelluna morto in un cantiere il 29 aprile scorso. In provincia il tavolo tecnico zonale sullo smog perché tutti i comuni sopra i 10.000 abitanti dovranno adottare entro il 1° ottobre la nuova ordinanza antismog particolarmente rigorosa. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso, dunque c'era anche un video, c'è un video online con le immagini per arrivare, con tutte le informazioni per arrivare fino al campanello di casa Zaia a San Vendemiano. È solo una delle minacce, degli attacchi che ha subito e subisce in questi mesi il governatore Zaia, anche minacce di morte pesanti. Ne ha parlato per la prima volta nel dettaglio oggi nella conferenza stampa di Marghera il giorno dopo l'indagine della procura sui Novax di Milano. Sentiamo. Uno mi ha scritto se ti prendo ti sparo in bocca. Per la prima volta emergono dettagli sulle minacce ricevute dal presidente Luca Zaia negli ultimi mesi. Parole dure, intimidazioni per le quali la procura ha aperto un'inchiesta. L'uomo che le ha pronunciate, un militare, padre di famiglia, ha patteggiato con ore di lavori socialmente utili. Sono preoccupato, ha detto Zaia, il clima è pesante, nutrito di fake news e farneticazioni che spesso, denuncia, sono state archiviate come critica politica. Ve ne cito una a caso. Il traditore Luca Zaia e sua moglie, mettono nome e cognome ovviamente, sapevano del colpo di Stato pandemico già ad ottobre 2019. Amici veneti, stiamo raccogliendo le prove per accusare Zaia, sua moglie e alcuni assessori del gruppo per alto tradimento della nazione italiana. Parole ma anche azioni come quelle degli estremisti Novax che portarono la loro rivolta contro la gestione della pandemia del presidente addirittura davanti al suo portone di casa, episodi per i quali nel 2020 la procura aprì un'altra inchiesta. Cioè, a me ha fatto un video con tutte le indicazioni nel video, con infografica per come arrivare al campanello di casa mia a casa. Se a voi sembra una roba normale sta roba qua, però io penso che tutti abbiano il diritto di dire la loro opinione, ma ci vuole rispetto. È la prima volta che il presidente decide di parlarne apertamente, spinto dal crescente clima di odio che l'inchiesta della Procura di Milano sui Novax armati ha scoperchiato come un vaso di Pandora. Non ho cambiato le mie abitudini, ha aggiunto Zaia, ma questa non è vita, e lo dice in un misto di rabbia e desolazione. Noi veniamo accusati di aver ammazzato le persone in terapia intensiva, ma diciamole ste robe. Sono almeno una decina le querele presentate dal presidente, su tutte pende il rischio tangibile dell'archiviazione. Molte situazioni sono state sottovalutate, ne è convinto, e chiede ora anche alla magistratura di usare un pugno più duro. Allora, io penso che ci sia anche tanta sottovalutazione, perché comunque si è creato un substrato, quantomeno ideologico, no? E non può essere sempre liquidato come critica politica, ma non possono d'ufficio essere derubricate. E se il problema non è chi le derubrica, cioè la magistratura, ma è la legge, allora la legge deve essere rivista. E intanto la scuola ormai è quasi al via, mancano 3 giorni. Abbiamo visto nel telegiornale del Veneto, nell'edizione del Veneto, le parole di Carmela Palumbo, il dirigente scolastico regionale, che ha detto che il Veneto è pronto sulla questione Green Pass e trasporti. C'è però il dato preoccupante rispetto allo scorso anno di 7.000 studenti in meno, soprattutto 5.000 nella sezione delle asili e delle primarie, che sono un segno evidente del calo demografico. Ma non c'è solo la gestione del Green Pass, comunque preoccupante
problematica anche della Marca, c'è anche un altro problema, è una piaga che però si ripresenta ogni anno, anche prima del Covid, quello dei centinaia di insegnanti che hanno rinunciato anche quest'anno all'assegnazione della cattedra disposta dall'ufficio scolastico provinciale. Un problema che appunto si ripropone ogni anno e il dirigente scolastico provinciale Sardella con disappunto lo chiama una piaga. Noi le nomine le abbiamo fatte. Purtroppo ciò che si verifica ogni anno e che mi rammarica parecchio, infatti anzi ne approfitto per fare un appello ai docenti, sono le rinunce. A 3 giorni dall'inizio delle lezioni, l'ufficio scolastico provinciale si ritrova ad affrontare quella che la dirigente definisce una piaga. Docenti, centinaia, che per questioni geografiche oppure perché non sono stati assegnati all'istituto che speravano, rinunciano all'incarico, lasciando cattedre vuote e costringendo l'ufficio scolastico a rifare tutto da capo. Vorrei anche dire che dietro alle nomine c'è un grande lavoro nostro, ma poi ricevere centinaia di rinunce che poi dovremo andare a sopperire, perché poi bisogna di nuovo rifare le nomine, richiamare oppure restituire i posti alle scuole. Le scuole si trovano poi con l'inizio dell'anno senza i docenti, pur avendo iniziato abbondantemente prima. A Sant'Artemio si sono intanto radunati una trentina di insegnanti contrari all'imposizione del Green Pass, che hanno chiesto e ottenuto di poter consegnare alla dirigente un documento in cui si ipotizzano delle alternative. Il tampone salivare rapido, che sarebbe più anche meno invasivo, visto che dobbiamo farlo ogni due giorni, sarebbe meno invasivo per noi, e anche la possibilità di riconoscere il test sierologico, cioè come strumento per entrare. Speriamo che un'istituzione importante come il MIUR possa accogliere i nostri dubbi e sia disposta a dialogare con noi per comprendere ciò che sta avvenendo in modo costruttivo, di trovare una soluzione. Li ho rassicurati che il documento sarà inviato naturalmente alla direzione generale e che quindi insomma qualsiasi posizione viene comunque accolta e discussa. A chiedere tamponi salivari ai docenti anche il sindacato degli insegnanti Gilda di Treviso che segue il caso di una professoressa a rischio sospensione perché senza Green Pass. Green Pass che scatena polemiche e solleva proposte alternative, dal sindacato trevigiano degli insegnanti Gilda, che rileva falle sulle misure di sicurezza nelle scuole, incongruenze legali e morali sul Green Pass e contraddizioni che si riverserebbero sulle spalle degli insegnanti, la proposta di eseguire degli screening settimanali. L'unica soluzione che vediamo è quella di fare bisettimanalmente uno screening con tamponi salivari gratuiti per tutti, quindi sia per l'utenza, gli studenti in questo caso, sia per gli insegnanti. Si attende il 13 settembre con apprensione. Ad oggi solo un caso a rischio sospensione di una docente nel Coneglianese che non è stata fatta entrare a scuola perché sprovvista di Green Pass e non si è messa in regola entro i 5 giorni previsti, caso seguito dal sindacato Gilda. È arrivata una segnalazione da parte di una docente che si è vista contestare un'assenza ingiustificata. In realtà la docente si era presentata a scuola però priva di Green Pass e adesso da qui dobbiamo attendere la seconda parte di quello che potrebbe succedere, quindi a seguito di questa contestazione potrebbe seguire una sospensione. Il suggerimento che ho dato io è presentarsi a scuola, eventualmente vedere appunto se può avere accesso, se viene bloccata. Nel caso in cui venga bloccata, presentare una diffida al dirigente scolastico in maniera poi da poter intervenire richiedendo come risarcimento che le vengano liquidati gli stipendi a cui non ha diritto. E dicevamo la campanella per tutti il 13, o meglio per quasi tutti, alla Max Planck di Lancenigo di Villorba. Le prime sono entrate già oggi. Una bella sensazione perché è comunque una scuola nuova e decidiamo il nostro futuro qui.
Istituto Tecnico Max Planck di Lancenigo, inizio anticipato per i 345 alunni delle nuove classi prime, ben 14. Campanella per così dire alle 9 per l'accoglienza e l'ambientamento sotto lo sguardo dei genitori. Speriamo tutti di proseguire in presenza perché didattica a distanza è molto complicata. Anch'io spero vivamente che quest'anno possano effettivamente proseguire le lezioni in presenza, perché assolutamente sarebbe una grossa perdita se ci fosse la didattica a distanza anche quest'anno. Ragazzi che fanno il grande salto alla scuola superiore nell'autunno del dibattito sul Green Pass obbligatorio a personale e insegnanti. Io sono d'accordo, io sono pienamente d'accordo, perché è giusto salvaguardare se stessi e gli altri. Dobbiamo credere nella scienza e dobbiamo credere nei medici. Se la civiltà ha avuto il progresso che ha avuto, l'ha avuto per gli studi che sono stati fatti. Ragazzi accolti non solo dai docenti ma anche da una ventina di studenti di quinta che si sono offerti di fare da tutor. Numerose quest'anno anche le ragazze. Anche se magari in un primo momento sembrerebbe una scuola prettamente maschile, non è così, e di sicuro non cercano di metterci a disagio, anzi cercano di includerci. Cosa ti senti di dire ai ragazzi che arrivano? Divertitevi e soprattutto recuperate i tempi che avete perduto in questi 2 anni a casa, perché è molto importante anche oltre allo studio creare un gruppo scolastico coeso. Anche tra gli studenti si chiacchiera di vaccini e Green Pass. Si parla anche di questo, un po' anche per tutelarci in primis e per tutelare chi ci sta attorno. E sì, è appunto per velocizzare un po' questo processo di ritorno alla normalità, di ritorno a quello che era il mondo, tra virgolette, o comunque la scuola prima della pandemia. Ci si impiega un'ora a verificare al mattino le certificazioni del personale, spiega la preside, ma da lunedì sarà operativa la nuova piattaforma ministeriale. Farà vedere in tempo reale, senza necessità di fare i controlli uno per uno, tutti i semafori verdi o rossi se la certificazione non fosse valida. Il dirigente a quel punto interviene su coloro che hanno questa spunta rossa e se effettivamente non si riesce a farla diventare verde c'è la sospensione e i 5 giorni per poter regolarizzarsi. La cronaca si apre con una tragedia che ha sconvolto e sta sconvolgendo in queste ore la comunità di Oderzo. Proprio oggi, il 10 settembre, la giornata mondiale per la prevenzione contro il suicidio, e un ragazzo di appena 19 anni si è tolto la vita impiccandosi vicino alla sua abitazione. È successo appunto nel pomeriggio, quando i sanitari sono arrivati non c'era più nulla da fare. A chiamare le forze dell'ordine sono stati i genitori che non riuscivano a contattarlo al telefono, e poco dopo la macabra scoperta appunto dei genitori. Sul posto sono giunti i carabinieri, un dramma appunto che colpisce la famiglia, l'intera comunità di Oderzo. Si cerca di capire quali sono le motivazioni del tragico gesto che ha portato un ragazzo di appena 19 anni a togliersi la vita impiccandosi. Ancora la cronaca, perché torna in carcere Sergio Miglioranza, il 70enne di Paese che si trovava agli arresti domiciliari da marzo con l'accusa di aver appiccato il fuoco nella sua abitazione a Castagnole, lo ricorderete, causando il rogo nella quale erano morte la moglie e un'amica. I carabinieri di Montebelluna hanno dato stamane esecuzione all'ordinanza del Tribunale del Riesame di Venezia del maggio scorso, che in accoglimento dell'appello proposto dal pubblico ministero di Treviso ha ripristinato la misura della custodia in carcere. Il provvedimento del Collegio Lagunare ha confermato, anche in merito all'intensità delle esigenze cautelari, gli elementi raccolti nel corso delle complesse indagini dei carabinieri di Montebelluna in collaborazione con i vigili del fuoco. È stato dimostrato come l'indagato avesse agito non semplicemente con dolo, ma addirittura con dolo intenzionale, anche per quanto riguarda l'omicidio delle 2 vittime, e come fosse pure concreto il pericolo che in Miglioranza potesse allontanarsi dal territorio nazionale per sottrarsi alla giustizia. E di un altro incendio parliamo adesso, ma questa volta è stato davvero un incidente, un ricovero attrezzi in fumo, anche un trattore in cenere, un 80enne ustionato. È successo a Casier, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza anche una bombola GPL. È quanto rimane del ricovero degli attrezzi di una casa di Via Santi, andato in fiamme questa mattina a Casier, causato, stando alle ricostruzioni dei familiari, da una bombola di gas GPL, che le 2 squadre dei vigili del fuoco arrivate da Treviso e Mestre hanno subito messo in sicurezza, evitando l'estensione del fuoco. Il proprietario, 80enne, finito in pronto soccorso, ha subito chiamato il fratello, che ci ha raccontato la dinamica dei fatti e la paura vissuta in quei momenti di concitazione con le fiamme già alte. Solo 2 ustioni, una sul braccio e una
una gamba, niente di tutto, insomma. Solo tanta paura. Sì, esatto, cioè la paura di quello che è successo. Stava lui armeggiando lì con una bombola. Stava lui facendo dei lavori qua, mi ha chiamato quando il fuoco era già alto. Già le fiamme che erano sul tetto. E quindi ho chiamato mia moglie, abbiamo subito chiamato i pompieri e poi siamo venuti qui a cercare di spegnere, raccogliere qualcosa, ma era troppo tardi. In cenere gli attrezzi agricoli e un trattore nei 40 metri quadrati. La struttura in legno ha scatenato l'inferno, andando anche a lambire marginalmente la casa del vicino. Il fumo si vedeva dal centro città. L'ufficio mio in comune si affaccia proprio dalla parte sud, pertanto ho visto subito la colonna del fumo e mi sono precipitato, anzi avevo telefonato prima un vicino qui perché immaginavo che fosse in questa zona e gli ho detto prova a vedere di cosa, perché abbiamo anche la zona industriale qui vicino, di cosa è successo. Dunque sono arrivato qui subito immediatamente, soprattutto anche per capire se c'era qualcuno della famiglia purtroppo che fosse stato coinvolto in questo incendio. In un altro incendio parliamo, quello di ieri alla Trevi House di Villorba. Le cause dell'incendio sono ancora a vaglio dei carabinieri. L'allarme è scattato alle 18 di ieri. Inizialmente le fiamme hanno interessato la parte prospiciente dell'edificio di Via Newton a Villorba. Sul posto sono arrivate, come vediamo, 6 squadre con 18 pompieri che, intervenendo tempestivamente, sono riuscite a contenere l'incendio che avrebbe potuto interessare anche le attività circostanti. A prendere fuoco legno di lavorazione. Ci sono volute diverse ore per domare il rogo, dicevamo. Le cause sono ancora al vaglio dei carabinieri. Ancora la cronaca con le immagini di un grave incidente avvenuto lungo il Terraglio a Mogliano Veneto poco dopo le 16, intorno alle 16:24 per la precisione. Siamo all'altezza del Collegio Astori, quindi a Mogliano, poco prima del centro. Lo vedete, lo scontro tra un furgone e un scooter di grossa cilindrata. Ad avere la peggio, purtroppo, come accade sempre in questi casi, la persona che si trovava in sella allo scooter, un 52enne di Preganziol che è stato portato in gravi condizioni all'ospedale, non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita. E c'è stato invece un inseguimento nella notte proprio lungo la Pontebana tra un neopatentato ubriaco che non si è fermato all'ALT, al controllo della polizia, e i poliziotti stessi. Intimano l'ALT ad un neopatentato trevigiano, ma lui non si ferma, anzi accelera, rischiando di investire uno degli agenti della pattuglia di polizia che solo grazie alla prontezza dei riflessi ha evitato il peggio. Il tutto è successo stanotte durante un servizio di vigilanza stradale lungo la SS 13. A quel punto è iniziato l'inseguimento in auto fino a Dosson di Casier, dove per l'alta velocità, l'inesperienza e l'alterazione da sostanze alcoliche poi accertata dagli agenti, il giovane ha perso il controllo, finendo fuori strada senza conseguenze fisiche. A questo punto ha iniziato a colpire gli agenti nel tentativo di sottrarsi al controllo, chiudendosi all'interno del veicolo distrutto e chiudendo la mano di un poliziotto tra la portiera e il montante dell'auto, provocandogli lievi ferite. Per il giovane è scattata la denuncia per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, per guida in stato d'ebbrezza, e gli è stata ritirata la patente. Intanto dalla Polizia Stradale di Treviso emerge un dato inquietante: il 36% degli incidenti mortali è causato dall'abuso di alcol. Ed ora il ritrovamento da parte dei carabinieri di un set di 29 archi di precisione per la pratica del tiro a segno, come vediamo in queste immagini, sottratti alcuni giorni fa da un club privato dedicato alla pratica sportiva di Montebelluna. E dicevamo ritrovato questo set di 29 archi dai carabinieri in un casolare abbandonato di Maser. Il valore delle furtive è di circa 3.000 euro. Si ritiene che il materiale fosse stato provvisoriamente accantonato nel luogo isolato per un successivo prelievo in sicurezza e poi l'immissione nel mercato illegale, ma fortunatamente i carabinieri hanno recuperato tempestivamente la refurtiva. E c'è anche il ringraziamento sulla pagina Facebook del club che era stato derubato, lo vediamo nelle immagini, il ringraziamento ai carabinieri di Montebelluna. Con immensa gioia vi comunichiamo che i nostri archi sono tornati a casa e il ringraziamento ai carabinieri per il lavoro investigativo che ha permesso il ritrovamento di quanto c'era stato sottratto. Ora possiamo riprendere con tranquillità le nostre attività e accogliere i nuovi principianti che vorranno intraprendere questo sport. Quindi il ringraziamento ai carabinieri
ieri da parte del club di Montebelluna per questi 29 archi ritrovati. E poi a Castelfranco invece un giro di vite della polizia locale. Nel mirino un gruppo di giovanissimi che da settimane, spesso alterati dall'alcol, infastidiscono negozianti e clienti del centro. Dopo l'ennesima segnalazione, gli agenti della polizia locale hanno effettuato dei controlli soprattutto in piazzetta Cecilia, dove sosta il gruppo formato da circa 12 tra ragazzi e ragazze di ogni nazionalità. Le pattuglie giunte sul posto hanno cinturato la piazzetta e sottoposto a controllo tutti i presenti. Un giovane, alla vista delle divise, si è dato alla fuga, ha cercato di arrampicarsi su un cornicione con l'intento di raggiungere il tetto, ma è stato bloccato. Addosso aveva dosi di hashish. Adesso pochissimi istanti di pubblicità, poi torneremo a Montebelluna, torneremo a parlare del dramma di Mattia Battistetti e di una telefonata importante ricevuta dalla mamma. Rieccoci in studio in diretta, lo dicevamo prima della pubblicità, a Montebelluna dunque. La telefonata del capo dello Stato Sergio Mattarella alla famiglia Battistetti. Il presidente Mattarella che ha detto: sono vicino al vostro dramma, la sicurezza sul lavoro deve essere la prima garanzia. A raccontarcelo la mamma di Mattia, il 23enne che ha perso la vita nel cantiere di Montebelluna. Lunedì sera è arrivata questa telefonata veramente inaspettata nella quale il Presidente appunto ci ha espresso la sua vicinanza e la consapevolezza soprattutto che questi drammi devono essere assolutamente fermati. La voce rotta dalla commozione. Con queste parole riferisce della telefonata inaspettata che ha ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Le emozioni della mamma di Mattia Battistetti a 5 mesi dal dramma, la perdita del figlio il 29 aprile mentre lavorava in un cantiere edile a Montebelluna. Qualche settimana fa la signora Monica aveva inviato una lettera accorata al Capo dello Stato in cui lo rendeva partecipe della disperazione che la famiglia sta vivendo, ma anche della forza di volontà di andare avanti per ricercare giustizia per la morte del 23enne e per far sì che non si ripetano altri simili drammi. Non è possibile che una persona vada nel posto di lavoro e poi non torni più a casa. Lui ci ha detto in conclusione, insomma, della sua telefonata, ha aggiunto che la sicurezza nel posto di lavoro deve essere la prima garanzia che un datore di lavoro deve dare ai suoi dipendenti. E ha concluso insomma dicendo che lui ci dà il massimo sostegno, quindi ha detto: se per qualsiasi cosa si faccia sentire, quello che posso fare, insomma, ecco, mi ha dato, come possiamo dire, qualche speranza. Adesso le ordinanze anti-smog, perché arriva il giro di vite. Oggi in provincia il tavolo tecnico zonale con tutti i comuni sopra i 10.000 abitanti che dovranno adottare le misure. Ci aspetta un lavoro grande. Italia e Pianura Padana in infrazione per la concentrazione delle polveri sottili. In provincia, con circa la metà dei comuni della Marca collegati da remoto, il tavolo tecnico zonale per coordinarsi per l'adozione dell'ordinanza antismog che tutti i municipi sopra i 10.000 abitanti dovranno predisporre. Le disposizioni dettate dalla Regione sono particolarmente dure, soprattutto per i centri oltre i 30.000 residenti, dove dal 1 ottobre al 30 aprile dovrebbero fermarsi dalle 8.30 alle 18.30 tutte le auto da Euro 0 a Euro 2 a benzina e da Euro 0 a Euro 4 a diesel, a prescindere dalle condizioni buone o cattive dell'aria. I blocchi possono arrivare fino all'Euro 5 in allerta rossa, però finché c'è la pandemia gli Euro 4 possono continuare a circolare. È importante per i cittadini, e questo è un messaggio un po' a tutti, è importante che i cittadini stiano attenti, cioè siano allertati su quelle che sono le indicazioni che via via danno i comuni. Diesel Euro 4 salvi fino al 31 dicembre, poi si vedrà. Si tratta di un numero significativo di vetture in circolazione. Sono restrizioni che si aggiungono alle restrizioni, sembra che siamo sempre in balia di un'emergenza. Così è. Non abbiamo alternative, dobbiamo adeguarci perché questa è la legge. Poi tutti beneficiamo quando l'aria è più pulita, i bambini, tutti quanti, quindi è un lavoro che facciamo anche in prospettiva. Non solo la malattia e il post da Covid, ma anche il disagio sociale. A testimoniarlo la Croce Rossa di Treviso, che questo weekend organizza una raccolta alimentare e di materiale scolastico per le famiglie in difficoltà.
Gli strascichi non sanitari del Covid sono molto importanti e la nostra attività di distribuzione dei beni alimentari, dei viveri alle famiglie che comunque si sono trovate in difficoltà a causa dell'evento Covid è molto importante. La Croce Rossa lancia una nuova colletta alimentare e nella raccolta cibo aggiunge anche la possibilità di acquistare e regalare cancelleria in occasione del nuovo anno scolastico in partenza proprio lunedì. Il Covid ha ampliato la platea dei nuovi poveri, la mancanza di reddito ha creato una nuova emergenza sociale. Le persone, e sono sempre di più, si stanno rivolgendo direttamente alla sede della Croce Rossa oppure vengono segnalate dai servizi sociali. Mancanza di lavoro, mancanza di reddito. Quindi problemi di approvvigionamento alimentare per cominciare, ecco. Comunque poi anche tante persone anziane che comunque hanno bisogno di essere supportate. C'è una distribuzione dei buoni spesa che sta cominciando. Saranno 4 i punti di raccolta allestiti nel weekend. Saremo presenti a Maserata, al supermercato Visotto e poi saremo presenti a Pieve di Soligo al Bennett. E poi saremo presenti alla Coop di Conè, a Conegliano, e a Vittorio Veneto alla Coop. A Vittorio Veneto e Conegliano la Croce Rossa raccoglie anche materiale didattico. In tutta la provincia oggi i volontari in forza alla Croce Rossa sono 850. In questo periodo riorganizzeremo dei corsi base, quindi stiamo ricominciando con l'attività che da questo punto di vista a causa del Covid si era un po' fermata. Una notizia di cronaca, un aggiornamento perché ci sono ricerche in corso da parte dei carabinieri, ma non solo, di un 14enne che si è allontanato da casa dopo un litigio da Loria. Dunque ci sono queste ricerche in corso, è una notizia ovviamente che getta ovviamente nell'angoscia la famiglia che sta cercando questo 14enne che si è allontanato da casa dopo un litigio appunto da casa sua a Lorio, e ci sono ricerche in corso da parte dei carabinieri. Vedremo se ci saranno altri aggiornamenti nel corso del telegiornale. Adesso vediamo invece, come ogni venerdì, che tempo farà nelle prossime ore. Lo facciamo come sempre con il generale Iannicelli. Continua questa bella estate settembrina e questo grazie a un'area anticiclonica che però non è quella dell'Atlantico. Come vedete bene dalla carta è ben evidente questa alta pressione molto intensa sull'Europa orientale, sull'Europa continentale. Da quella posizione si estende su di noi e protegge proprio il nord-est. Da che? Dai sistemi perturbati che sono collegati a questa depressione sull'Atlantico. Qui dovremmo avere l'anticiclone dell'Azzorre, in questo momento invece abbiamo una depressione, quindi una configurazione negativa. I sistemi perturbati che scorrono rimangono bloccati invece sulla parte occidentale della nostra penisola. Quindi su Treviso, sul Trevigiano, un fine settimana all'insegna del cielo sereno poco nuvoloso, qualche nube un po' più presente per sabato, ma nulla di significativo, un po' più intensa con un'attività cumuliforme sui rilievi. Il bel tempo quest'estate, ripeto, settembrina, continuerà nei primi giorni della prossima settimana, anzi per gran parte. Da giovedì proprio quella depressione sull'Atlantico avrà la meglio, quindi ci indirizzerà anche su di noi sistemi perturbati che porteranno un cambiamento sensibile, quindi un'instabilità, per intenderci, qualche precipitazione soprattutto a carattere temporalesco, ma su questo ci torneremo. Intanto i prossimi giorni i venti saranno deboli di direzione variabile, temperature ancora molto piacevoli, minime 16-18 gradi, le massime intorno a 27-29 gradi. L'Alto Adriatico tende al poco mosso, quasi calmo. È tutto. E noi adesso passiamo alle notizie dal Bellunese. Allora torniamo a parlare della tragedia di ieri pomeriggio, nel tardo pomeriggio verso sera, la morte della 19enne nello schianto sul ponte di Cadore. Il giorno dopo la comunità ovviamente è in lutto, il sindaco dice quella strada è troppo pericolosa. Sara Candeago, che avrebbe compiuto 20 anni il prossimo 28 settembre, è morta sulla strada verso casa all'ingresso di Ponte Cadore, in comune di Perarolo, mentre lo imboccava al volante della sua Clio. La notizia della tragedia si è subito diffusa, anche perché in molti, rientrando al lavoro, hanno visto quanto accaduto. Intanto mi permetta di esprimere le condoglianze alla famiglia, perché perdere una ragazza di 19 anni penso che sì, uno non ha parole. Poi quel tratto di strada lì, a partire
da prima alla galleria, quindi di fronte al distributore della Belfin fino a Tai di Cadore, è una strada certamente a scorrimento veloce ma che è pericolosissima. Cosa si può fare? Beh, innanzitutto togliere la corsia di sorpasso in discesa, e visto che è una strada a 3 corsie, se si vogliono mantenere le 3 corsie con una corsia di sorpasso, la si faccia almeno in salita. 4 le vetture coinvolte, 5 i feriti, ma non gravi, portati in ambulanza all'ospedale di Pieve di Cadore. Sara aveva terminato il lavoro alla Trenti nella zona industriale di Ansogna a Perarolo e stava andando verso Pieve di Cadore dove abitava con i genitori. Sulle curve dove c'è l'obelisco di pietra prima di imboccare il ponte lo schianto. Per un qualche motivo la Clio della giovane e una Opel sono entrati in collisione coinvolgendo anche 2 Mercedes. La giovane è stata sbalzata fuori dall'abitacolo ed è apparsa subito gravissima. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco da Pieve di Cadore e da Calalzo, i carabinieri di Pieve e Santo Stefano, i sanitari con 3 ambulanze e l'elicottero Falco. La giovane è stata intubata sul posto per essere ritrasportata all'ospedale Cafoncello di Treviso, ma è deceduta durante il volo. Portati all'ospedale di Pieve di Cadore anche 4 feriti, 2 di questi sono trevigiani. Una delle Mercedes era condotta da un 72enne, la seconda da un 75enne, mentre alla guida dell'Opel c'era un uomo di 43 anni. La strada non è nuova a incidenti, anche mortali. Le cause di quest'ultimo sono al vaglio degli inquirenti, ma i comportamenti di chi percorre quei chilometri sono sotto gli occhi di tutti. La gente corre come dei pazzi. Quindi incidenti erano già successi nel 2018 quando sono morte 2 sorelle di Cortina e continueranno a succedere, purtroppo. E c'è stata una tragedia sfiorata oggi alle 12:50, lo vediamo in questa immagine dei Vigili del Fuoco, quando, la vediamo meglio, ecco qui, così vediamo meglio l'immagine, un motociclista si è scontrato poco dopo l'abitato di Pocol, salendo verso Passo Falzarego, si è scontrato con un cervo, il centauro è rimasto ferito, l'animale è morto. I pompieri arrivati da Cortina hanno collaborato con il personale sanitario del SUEM nel soccorso al motociclista straniero che è stato stabilizzato per essere ritrasportato all'ospedale. Sul posto i carabinieri per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei Vigili del Fuoco sono terminate poco dopo un'ora e quindi questo schianto sulla strada regionale 48 tra un motociclista e un cervo, come vedete appunto nelle immagini. Adesso invece una notizia che riguarda le piste da sci, perché la Camera dei Deputati ha approvato un ordine del giorno al decreto Green Pass 1 presentato dal Dem Roger Domenech che impegna il governo a introdurre il Green Pass per l'accesso agli impianti sciistici. Con l'ordine del giorno il governo viene impegnato a valutare la possibilità, si legge testualmente, di estendere nel prossimo provvedimento utile il requisito del possesso di una delle certificazioni verdi Covid-19 anche all'accesso agli impianti di risalita all'interno di comprensori sciistici al fine di elevare almeno all'80% le percentuali massime di riempimento stabilite per seggiovie, cabinovie e funivie senza limitazioni alla vendita dei titoli di viaggio. E adesso parliamo della Fiera e Festival delle Foreste che ritorna, è il nuovo progetto che Longarone Fiere Dolomiti in collaborazione con Veneto Agricoltura propone ed è un evento con 2 tipologie di iniziative che si svolgeranno in questi giorni interamente in Cansiglio. Fiera e Festival delle Foreste. Alla sua 3ª edizione il progetto di Longarone Fiere Dolomiti in collaborazione con Veneto Agricoltura si propone lungo 2 weekend settembrini su 2 filoni. Una parte fra mostra e convegni con un ricco programma di eventi culturali indirizzati al mondo istituzionale, associativo, della formazione e della ricerca e agli aspetti più innovativi del settore. Dall'altra Boster Nord-Est con il meglio della meccanizzazione forestale e dimostrazioni dinamiche. Lo scopo è quello di richiamare la centralità delle foreste, di tutte le attività che girano attorno alle foreste, quelle che chiamiamo filiere forestali, che vanno dal legno a tutti i servizi che le foreste ci forniscono, quindi l'impatto che la foresta ha sulla nostra società, sulla nostra economia. Quindi un festival, cioè tanti incontri dove la gente parla, si confronta, eccetera, una fiera, quindi un momento commerciale e una grande dimostrazione in campo di macchine e attrezzature forestali che ha il nome di Boster Nord-Est. La tempesta Vai ha lasciato la sfida del ripristino del bosco e della messa in sicurezza del territorio. Fiera e Festival delle Foreste vuole essere luogo di approfondimento sui temi ambientali, con il coinvolgimento di tutti i protagonisti pubblici e privati
chiamati a confrontarsi insieme sulle problematiche aperte tenendo a riferimento le linee guida, le prospettive e gli obiettivi del Green Deal, il grande progetto della Commissione europea per la sostenibilità futura del pianeta. È un tema europeo, per cui è importante per l'economia del bellunese, ma le foreste, l'ambiente, il Green Deal, questa grande sfida europea sono importanti per tutta l'Europa, per tutto il mondo. Noi vogliamo dare un buon esempio con questa fiera il fine settimana prossimo, quando avremo anche i 1600 anni del ricordo della Repubblica Serenissima. Quindi abbiamo questo fine settimana questi grandi macchinari che spostano, tagliano gli alberi, spostano masse enormi, fanno strade, li si vedranno in opera, quindi soprattutto per i più giovani ma anche per gli operatori sono interessantissimi da vedere. Il prossimo fine settimana avremo gli artigiani veneziani, abbiamo una gondola con un gondolino, un musin, che verranno fra l'altro restaurati davanti alla gente, poi ci saranno presentazioni di libri, eventi culturali, quindi 2 fine settimana sul Cansiglio bellissimi che vi consiglio particolarmente. Allora, prima della programmazione, un aggiornamento sul 14enne scomparso da Loria, per la precisione da Bessica di Loria. Ecco, questa è l'immagine del ragazzo che si chiama Luca Lene. Lo ricordiamo, ci sono ricerche in corso di questo ragazzino di 14 anni che è praticamente scomparso di casa dopo una lite in famiglia. 14 anni da Bessica di Loria. Questo è il ragazzo Luca Lene. Dunque, se vedete questo ragazzo in queste ore, contattate ovviamente i carabinieri perché appunto risulta per il momento scomparso. Siamo in chiusura, ma vi diamo un appuntamento importante che riguarda lunedì alle 21:15 con Ring, perché sarà una puntata, quella di Ring del 13 settembre, interamente dedicata alla sfida elettorale di Conegliano, gli occhi puntati nella Marca anche sulla città del Cima. E allora lunedì sera alle 21:15 si sfideranno Piero Garbellotto, Fabio Chies, Francesca Di Gaspero, Antonio Quarta e Lorenzo Damiano, i 5 contendenti al voto di Conegliano, e quindi da non perdere una puntata dedicata proprio alla città del Cima e alla sfida elettorale forse più attesa nella Marca. Quindi 21:15 di lunedì, ne riparleremo anche domani nei nostri servizi. È davvero tutto, vi lascio al meteo, grazie per averci seguito, arrivederci. Moreno Tardivo Tristyle, potatura ed abbattimento alberi di alto fusto, presenti in tutto il Triveneto. Chiamateci per un preventivo gratuito. Bentrovati al meteo. Una perturbazione investe il sud, mentre il nord rimarrà ai margini di tale circolazione instabile, con la giornata di sabato 11 settembre che risulterà asciutta. Nel dettaglio sul Veneto sarà soleggiato, cielo poco o parzialmente nuvoloso, con qualche addensamento in più sulle zone montane nel corso delle ore pomeridiane. Precipitazioni quasi del tutto assenti, salvo per locali piovaschi, soprattutto sulla fascia prealpina. Temperature in lieve aumento, minime tra 12 e 17 gradi, valori massimi compresi invece tra i 24 e i 29 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui stessa situazione, tanto sole, il cielo si presenterà sereno o con poche nubi a carattere sparso. Temperature minime tra 14 e 19 gradi, massime sui 26-28 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui bel tempo, tuttavia non si escludono locali acquazzoni nel pomeriggio sui settori alpini di confine. Temperature minime intorno ai 14-16 gradi, massime sui 29 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Moreno Tardivo Tristyle, potatura ed abbattimento alberi di alto fusto, presenti in tutto il Triveneto. Chiamateci per un preventivo gratuito.